Dondolindo Ruotolo avverte: è una grande stoltezza non occuparsi della vita eterna. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo, un sacerdote morto in odore di santità, originario di Napoli, sepolto nella chiesa di San Giuseppe dei Vecchi. Ha lasciato scritto che una volta morto tutti avrebbero potuto recarsi a bussare sulla sua tomba per 3 volte ed egli avrebbe risposto o esaudendo la grazia richiesta oppure apparendo in sogno e spiegando i motivi per cui Dio non poteva concedere la grazia. Già Padre Pio era a conoscenza della grande santità di Dondolindo e a coloro che da Napoli lo andavano a trovare a San Giovanni Rotondo diceva: che ci venite a fare da me, visto che avete Dondolindo che è un grande santo. Dondolindo ha scritto moltissimo per aiutare non solo l'interpretazione delle Sacre Scritture, è stato commentatore dei testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, della Genesi, dell'Apocalisse, eccetera, eccetera, ma ha scritto anche tanto per aiutare i fedeli a vivere al meglio la loro vita spirituale. E in particolare, ecco, è molto importante questa esortazione che egli ha rivolto ai fedeli, che riguarda, ecco, li ha invitati a preoccuparsi della vita eterna, perché spesso ci si affatica per le cose materiali e si trascurano quelle spirituali. Ecco cosa ha scritto a tal proposito Dondolindo: una madre che pensa solo ad ornarsi, a fare la civetta, a chiacchierare, ad inveire e non si preoccupa dell'anima sua e di quella dei suoi figli, ditemi, che razza di madre è? Un padre lontano dalla Chiesa e dai sacramenti, un padre che non prega, che bestemmia, si ubriaca, si dà a vizi turpi, ha relazioni cattive e commette il male. Ditemi che razza di padre è. La nostra vita, cari fratelli e sorelle, passa e ce ne accorgiamo ogni giorno. È un viaggio verso la morte e l'eternità. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno che passa è un cammino percorso verso queste due mete e diremmo verso queste due stazioni. Chi intraprende un viaggio fa due tappe, va prima alla stazione o al porto e poi sale sul treno o sul piroscafo ed è portato lontano tra i saluti e le lacrime di quelli che restano. Noi andiamo prima verso la morte, dalla morte passiamo all'eternità. È una grande stoltezza dunque concentrarsi solo sulla vita presente, lavorare e stentare per il benessere del corpo e dimenticare le cose più essenziali, cioè l'anima e l'eternità. Non saresti stolto se, dovendo lavorare per produrre, tu perdessi il tempo a lucidare i perni o le ruote di una macchina e ti curassi solo della pulizia dello stabile trascurando il tuo lavoro? Sì, è bene tenere tutto pulito, è bene anche avere un posticino più comodo per lavorare, ma l'essenziale è che tu produca, che la tela cresca, che il ferro sia modellato, che il legno grezzo diventi un mobile. Se non fai questo, non sei un operaio. Un cuoco che si preoccupa di tener pulita la cucina, ordinato il suo vestito e non prepara il pranzo, a che serve? Le occupazioni della vita presente sono come l'ambiente e il mezzo per lavorare e produrre per la vita eterna. Servono a compiere la missione che Dio ci ha data per meritare il premio eterno. Se tu dimentichi il tuo fine ultimo e la necessità di operare il bene per salvarti, lavori, stenti, sudi e praticamente ti affatichi invano.
Sì, tu mi dirai, ma la vita è la vita ed io non posso trascurare il campo, la bottega, l'ufficio e così mi passa tutta la giornata. Benissimo, ma tu per le tue occupazioni non trascuri di dormire, di lavarti, di mangiare, di leggere il giornale, perfino di fumare e di divertirti. Ora, come puoi per le occupazioni materiali non pensare mai o quasi mai a quello che ti serve per la vita eterna? Cioè a pregare, ad ascoltare la messa, a ricevere i sacramenti, a confessarti, a comunicarti, ad istruirti nelle verità della fede, tu che in questo sei così ignorante? Che cosa penosa, per esempio, un giurista cattolico che si occupi da mattina a sera e persino la notte della difesa di un reo e non pensi almeno per mezz'ora alla causa della propria anima innanzi a Dio. Che cosa triste che un muratore sia occupato da mattina a sera ad innalzare case ed edifici e non metta nel giorno neppure una pietruzza per il suo bene eterno, per la celeste dimora. Una vita tutta spesa nelle occupazioni materiali, senza curarsi di quelle spirituali ed eterne, è simile a quella delle bestie da soma che lavorano per gli altri e non fanno mai nulla per sé. Ma io lavoro per la casa e per i figli, tu dici, e son degno di lode, vero galantuomo. Come posso avere il tempo di badare all'anima? Stolto, e credi tu che quelli per quali tu lavori potranno supplire a ciò che tu non fai per l'anima tua? E credi poi che te ne saranno veramente grati? Ti perderai eternamente per chi non ti ricorderà neppure. E non sai tu che amando e servendo Dio, compiendo i tuoi doveri religiosi e curando l'anima tua, porti la benedizione sulla tua casa e sul tuo lavoro? Ed è proprio allora che vivi veramente per il bene della tua famiglia? Non devi lasciare solo un'eredità materiale ai tuoi figli o provvedere solo al loro corpo, ma con la tua vita cristiana praticante devi lasciare loro l'esempio della virtù e guidarli ai beni eterni. Ti preoccupi del loro avvenire terreno e non ti preoccupi del loro avvenire eterno? Come puoi meritare il nome di padre se ti mostri senza fede e senza virtù innanzi ai tuoi figli, se vivi disordinatamente e raccogli il loro compatimento e persino il loro disprezzo? Un padre lontano dalla Chiesa e dai sacramenti, un padre che non prega, che bestemmia, che si ubriaca, che si dà a vizi turpi, a relazioni cattive e commette il male. Ditemi, fratelli e sorelle, che razza di padre è? Una madre che pensa solo ad ornarsi, a fare la civetta, a chiacchierare, ad inveire e non si preoccupa dell'anima sua e di quella dei suoi figli. Ditemi, che razza di madre è?